Messina Sud, ACI Sant'Antonio, partita sospesa. Robur, Desport Gaggi, 2-0. Russo Sebastiano, Ionica Football Club, 1-0. ACI Bonaccorsi, Lineri Mister Bianco, 2-2. Calatabbiano, Real Santa Venerina, 3-1. Città di Acicatena, Sporting Club Giardini, 0-0. Milo Trecastagni, 0-1. Importantissima vittoria del Trecastagni in casa del Milo e adesso allunga ancora di più in classifica, anche se volendo il Calatabbiano con questa vittoria comunque continua a tenere testa alla squadra guidata da Montalto, un bomber assolutamente di razza, soprattutto per il campionato di prima categoria. Guardiamo a questo punto anche, sentiamo soprattutto il commento di Alessio. Sì, Ettore, il Trecastagni, se nelle ultime settimane aveva un po' tentennato, a Milo ha dato un forte segnale di ripresa. Vuole far suo questo campionato, 7 punti di vantaggio sul Calatabbiano che comunque vince con una buona prestazione in casa contro il Santa Venerina per 3-1, però 7 punti sono tanti, specie se comunque il Calatabbiano nel corso di queste settimane non è riuscito ad approfittare delle piccole debacle del Trecastagni. Il Milo a 35 punti rimane al quarto posto, l'ACI Sant'Antonio non riesce ad approfittarne perché la partita contro il Messina Sud è stata sospesa e ne approfitta invece il Russo Sebastiano che vince in casa contro la Ionica e quindi si porta a -3 dal Milo. In coda prendono un punto Lineri e Giardini l'una contro l'altra, un punto comunque importante per l'ottica playout e quindi anche qui bagarre per evitare la retrocessione diretta. Ecco, sentiamo un po' Alfio Cocivera. Alfio, Trecastagni indubbiamente di categoria superiore per qualità e tasso tecnico. Il Calatabbiano è stata la grande sorpresa, il Milo è stata una grande sorpresa, quindi è la dimostrazione che queste piccole realtà comunque vogliono cercare anche di conquistare posizioni importanti nel calcio dell'Interland catanese. Sì, sono d'accordo con te, ma infatti basta un po' di organizzazione in queste categorie dove non ci sono più soldi per tentare di fare bene. In prima non ci sono più soldi allora? In nessun posto, nemmeno nella vita. È vero, è vero. Senti, a parte il Trecastagni, il Calatabbiano, l'ACI Sant'Antonio, il Milo e in questo momento addirittura la Russo Sebastiano sono nella zona playoff. Come vedi, anche se ancora insomma, i giochi sono apertissimi? Ma io conosco solo l'organico dell'ACI Sant'Antonio, ci sono i miei ex giocatori e comunque penso che dovrebbero secondo me finire bene. Dovrebbero almeno, anche se la classifica non gli sta dando momentaneamente ragione, ma c'è un organico comunque. Hanno una partita in meno comunque per partita in meno. La partita oggi è stata sospesa e quindi potrebbero anche tentare un aggancio al secondo posto, importante per giocare gli spareggi in casa. Che in queste categorie giocare tra le mura amiche è fondamentale. Senti, ultima in classifica il Lineri Mister Bianco. Insomma, questo connubio con l'altra squadra non crea problemi, no? No, assolutamente no. C'è sintonia? Ma anzi ora c'è la Fioscalia, sta allenando questa squadra. Sì? E da 2 o 3 partite comunque fanno risultato. Spero che loro escono da questo. Hanno pareggiato in un campo difficile come quello di ACI Bonaccorsi, quindi insomma non vogliono mollare allora? No. Benissimo. Bene, tra poco parleremo anche della tua squadra, quindi preparati, diamo subito i risultati dell'8ª giornata di ritorno del girone F del campionato di prima categoria. San Giovanni La Punta, Belpasso, 0-3. Città di Catania, Gravina, 7-1. NBI Mister Bianco, Ciclope Bronte, 3-3. Città di Maletto, Città di Mascalucia, 2-1. Cometa Biancavilla, Città di Valverde, 0-6. Città di Randazzo, Real Adrano, 4-0. Tremestieri Etneo, Real Città di Paternò, 1-1. Risultati tennistici per le prime 2 squadre di questo girone F del campionato di prima categoria, ben 7 gol il Città di Catania e ben 6 gol il Città di Valverde, addirittura a Biancavilla. Insomma, questa è una situazione un po' particolare, no? C'è troppa differenza di valori. Nel girone F si è capito chi comanda. Città di Valverde, Città di Catania e Randazzo e Città di Randazzo hanno dato un forte segnale, il campionato ce lo giochiamo noi. 6-0 del Valverde addirittura fuori
fuori casa, 7-1 del Città di Catania tra le mura amiche contro il Gravina San Paolo, anche il Città di Randazzo con un netto 4-0 sul fanalino di Codare a Ladrano dà comunque segnali di forma e un terzo posto che comunque a -4 dalla prima dovrà ancora dire la sua. L'NB Mister Bianco si ferma per 3-3 tra le mura amiche contro il Ciclope Bronte. Adesso ci spiegherà che cosa è successo. E non riesce ad approfittare dello stop del Mascalucia fuori casa 2-1 contro il Città di Maletto. In coda un punto non da buttare per il Tremestieri in casa con il Città di Paternò, e la lotta è ancora tutta lì perché Gravina a 21, San Giovanni La Punta e Belpasso a 20 se la giocano per salvarsi. Che è successo? 3-3 con la squadra di Orefice, che è una squadra sempre molto difficile da battere. Una bella squadra. È una bella squadra, lottano come il carattere dell'allenatore, una bella squadra. Voi 3-3 però siete lì, ancora potete aspirare alla zona playoff, il Mascalucia già perso. Troppo distanti dalla seconda. Però si rischia poi di non farcela allora, proprio del tutto. Per quest'anno almeno sì, per quest'anno. Per quest'anno, quindi l'obiettivo a questo punto non è proprio dichiarato di arrivare ai playoff. No, ma di creare, abbiamo dei giovani che sono veramente importanti, quindi stiamo valutando da qua a fine anno fare delle buone basi per tentare di fare qualcosa di carino il prossimo anno. E questo qua sicuramente è una cosa buona, sperando che l'altro Mister Bianco non vi sostituisca. Nel senso che lui retrocede e voi, insomma... No, speriamo di no. Speriamo di no, ci mancherebbe. Anche perché un derby a Mister Bianco ci potrebbe anche stare, no? Sì, perché no? Tanto. Va bene, ok. Ultimo girone che trattiamo qui nel campionato di prima categoria, il girone G, la squadra del Marina di Ragusa in vetta ha pareggiato il big match contro il Belvedere. Guardiamo i risultati e poi il brevissimo commento tecnico anche di Alessio Patti. New Team Ragusa, Atletico Militello 3-2, Atletico Scicli Carlentini 2-1, New Pozzallo Città di Augusta 6-0, Sporting Eubea Floridia 2-1, Megara Augusta Frigentini 4-2, Città di Canicattini Ellenica 3-2, Belvedere Marina di Ragusa 1-1. Ecco, in classifica, come ho sottolineato, abbiamo il Marina di Ragusa in vetta, il Belvedere segue a un punto ed è anche vero che nello scontro diretto è finito in parità, quindi può darsi che ancora sarà tutto da giocare nelle prossime settimane. Sì, in questo scontro diretto in cui Belvedere e Marina si sono annullate, si è riaperto il campionato per altre 3 squadre, perché la New Pozzallo vincendo in casa contro il Città di Augusta per 6-0 si porta a -2 dalla prima, il Megara vincendo 4-2 si porta a -3 e lo Sporting Eubea si porta a -4, quindi 5 squadre in 4 punti. Questo è il campionato più divertente dei 4 di prima che trattiamo qui. È vero. Prima di parlare di futsal, io guardando i risultati, insomma, sottolineo questa sconfitta del Città di Augusta, a dimostrazione che il calcio, così come il calcetto, il calcio a 5 ad Augusta sta soffrendo, a parte insomma la parentesi attualmente felice del Megara Augusta. Sì, ma la crisi, scusate, è generale. Purtroppo alcune piazze soffrono di più, altre un po' di meno, ma la crisi investe tutto lo sport, quindi non solo il futsal, il calcio. Tra l'altro ad Augusta gli sponsor si avvicinano poco al calcio, forse ancora c'è qualcosa che li attira nel futsal, però... Devo dire che negli ultimi anni il calcio a 5 ha attirato di più. Appunto, qualcosa ancora nel calcio a 5 riescono. Ho avuto come sponsor principale l'ERG, quindi uno sponsor importante. Certo. Poi purtroppo è andato via anche quello e quindi sono scomparsi anche i risultati. Abbiamo parlato di futsal e allora a questo punto insomma diamo subito lettura dei risultati, però prima di parlare del campionato insomma, che trattiamo in modo particolare noi di penalty, il campionato di Serie C1 con i risultati della classifica e anche qui con la presenza del mister, volevo fare un'appendice legata a questa bellissima vittoria della nazionale agli europei che si sono svolti in Belgio, vittoria contro la Russia. Può già partire anche l'immagine che riguarda questa bella vittoria. Come hai visto questo campionato? Sì. Che tasso tecnico hai avuto modo di leggere in questo campionato? Sempre con tanta emozione, perché veramente l'Italia ha fatto
qualcosa di rimane nella storia. Dobbiamo dire che per la cronaca che l'Italia nel ranking mondiale è terza in classifica, quindi è una realtà importante, quindi questa vittoria non è casuale. Però considerando che le ultime 5 edizioni le ha vinte la Spagna, Sì. che nel ranking è la seconda in classifica, perché il primo è il Brasile, seconda la Spagna e terza l'Italia. Vincere contro un avversario importante come la Russia, perché la Russia ha eliminato di fatto poi la Spagna, Sì. è un'impresa eccezionale. Per chi non ama il futsal, nel senso che non lo segue poco, io consiglierei di vedere, che c'è anche la possibilità di farlo attraverso streaming, attraverso le immagini che manda anche la divisione, e vedere l'essenza del futsal. Qui stiamo parlando chiaramente di Qui grandi livelli. Qui parliamo del top, parliamo del di giocatori di professionismo assoluto puro, anche se purtroppo da noi il calcio a 5 è legato alla nazione dilettanti, quindi Certo. sono tutti gli effetti dilettanti. Però qui parliamo di giocatori che si allenano tutti i giorni, anzi a volte con doppia seduta. Veri e propri professionisti. Sì, assolutamente. Senti, però ti devo chiedere una battuta veloce riguardo al fatto degli oriundi. Ce ne sono forse un po' troppi in questa qui si apre un nazionale. mondo. Qui si apre un Qui si mondo. apre un mondo. Qui Ce ne si sono apre- troppi. Questo è un argomento Molto delicato. molto delicato. Sei per gli oriundi oppure no? Io lo sono, però in maniera Limitata. Sì. Consideriamo che i nostri oriundi erano 6 su 12 e sono tanti. Sono tanti. Però ricordiamoci sempre, nel calcio 11 abbiamo i Caporanesi, abbiamo Avuto solo lui, No, voglio dire. C'è Balotelli. C'è anche Balotelli è ghanese poi di Beh, nazionalità. sì, ma Balotelli, quello italiano, è poi italiano. consideriamo anche Amorì. Ma io credo, sì, Amaury, toccata e fuga di Amaury in nazionale, voglio dire. Per questo anche lei desma della Lazio, no? Per esempio, ti faccio un esempio, il capitano della nazionale italiana, Gabriel Lima, è arrivato in Italia a 14 anni, quindi si può dire che è un italiano. cresciuto in Italia. È brasiliano, scommetto, no? È italo brasiliano, quindi naturalizzato. Naturalizzato. Bene, allora comunque complimenti alla nazionale perché ha regalato una bellissima emozione, non soltanto a quelli che hanno vissuto il futsal per l'occasione, ma in genere per lo sport italiano, no? Assolutamente. Assolutamente. Bene, allora velocissimamente i risultati e poi il commento tecnico su questo ingarbugliato girone C1 del campionato appunto di futsal. Arcobaleno Ispica, dilettantistica Regalbuto 5-3. Ennese Futsal Catania 5-3. Futsal Peroro Messina Real Calcio 5-2. Juventus Gaetano Scirea Arbor Sporting Club 5-4. Mabonat Azzurri Futsal Palermo 2-7. Mascalucia Virtus Termini 6-4. Nissa Futsal Città di Leonforte 5-2. Progela MM Futsal 2-2. Ingarbugliata classifica, ho detto bene? Sì, la possiamo anche già se- far vedere e quindi ci abbiamo subito il commento di Alessio. La scorsa settimana le squadre si staccavano di 2 punti, oggi sono un po' di più, però comunque la situazione rimane in bilico. L'Arcobaleno Ispica si conferma al primo posto, bella vittoria in casa contro una tosta Regalbuto, doppiette di Rotonda in Cardona, segna anche questa settimana l'allenatore e giocatore Mittelman. Ottima vittoria del Futsal Palermo fuori casa contro la Mabonat, vince anche la Nissa. Progela e MM Futsal si annullano a vicenda, nel campo della Progela lo scontro diretto finisce per 2-2, cade invece l'Arbor che al momento non farebbe neanche i playoff, mentre 2 settimane fa era capolista. Vince invece il Mascalucia del Mister Previti 6-4 contro una Virtus Termini che a dispetto del terzultimo posto in classifica nelle ultime 4-5 settimane aveva fatto vedere di essere una squadra di tutt'altro livello. Si è chiaramente rinforzata nel mercato di riparazione e quindi ha dato prova di essere non tagliata ormai per il terzultimo posto, quindi probabilmente eviterà la retrocessione diretta. Insegue però l'Ennese che vince in casa contro il Futsal Catania 5-3, quindi il distacco rimane invariato 4 punti. Perfetto, allora colgo l'occasione per parlare con Uberto e quindi chiudere anche la nostra trasmissione. Uberto, io credo che comunque la stagione può ritenersi positiva perché voi insomma siete una neopromossa, per cui è fondamentale almeno nella prima stagione assestare il tutto. Sì, come tu hai detto, per noi deve essere l'anno di transizione, nel senso che veniamo da una promozione dal campionato C2,
dove devo dire abbiamo fatto veramente bene, perché abbiamo, come tu ben sai, abbiamo vinto campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Quindi Sottolineo senza perdere neanche una per un stagione giorno. veramente importante. L'obiettivo era di ottenere una salvezza. In questo momento sembrerebbe quasi sicura, ancora la matematica. Siamo a 4 punti dalla zona, abbiamo ottenuto una vittoria importante sabato scorso, certo, come ha detto Alessio, per 6-4 contro il Virtus, e speriamo al più presto di raggiungere questo obiettivo. Perfetto, allora noi ti auguriamo un in bocca al lupo. Grazie. E naturalmente il buon proseguo di campionato, così come auguriamo anche un in bocca al lupo e il buon proseguo di campionato e progetti sempre in positivo dell'NBA Mister Bianco. Ad Alfio Cocivera che è venuto a trovarci oggi. Grazie per Alfio, l'invito. buon lavoro. Grazie. Un saluto di nuovo a Uberto Previti, il saluto va anche ad Alessio Patti che come al solito chiude quasi sempre la nostra trasmissione. Adesso da questa puntata parlerà anche del campionato di prima categoria. Ettore, ti saluto e auguro una buona settimana a tutti i nostri telespettatori, con Grazie. la speranza che l'audience aumenti, perché Certo. stiamo veramente spaccando, come ti piace Vabbè, sempre dire. ok. Grazie ad Alessio Patti, il saluto va anche alla nostra splendida Federica Di Benedetto. Grazie Ettore, saluto a tutti i telespettatori e un buon proseguo di settimana, diciamo. Perfetto, e salutiamo anche Giulia Bonaccorsi che naturalmente ritornerà la prossima settimana. Noi ci rivedremo qui di nuovo su Sesta Rete tra 7 giorni. Arrivederci a tutti.